Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, prima edizione del nostro audio video giornale. Apriamo subito chiaramente con l'ultimissima. Ci trasferiamo dunque a Trieste per la notizia d'apertura, per dire che gli operatori sono intervenuti della polizia locale per un controllo, scoprendo che 2 persone, entrambe minorenni, si erano appena scambiati più di 25 grammi di marijuana. Accompagnati nella caserma di via Revoltella 35, i ragazzi sono stati denunciati rispettivamente per cessione e detenzione di droga ai fini di spaccio. L'attenzione degli investigatori si è spostata su un appartamento dove era stato poco prima uno dei ragazzi. C'era un uomo che, fermato, era in possesso di 4 dosi da 1 grammo cada uno. In seguito alla perquisizione personale, gli agenti hanno sequestrato anche un tirapugni in metallo, arma il cui porto è vietato dalla legge. Durante la perquisizione dell'appartamento sono state trovate e poste sotto sequestro 90 bustine di marijuana da 1 grammo, una da 20 grammi, una da 15, una da 6 e diversi bilancini, tutto l'occorrente per confezionare le dosi e alcune centinaia di euro, frutto dell'illecita attività di spaccio, anche in considerazione che l'uomo non ha dichiarato reddito. Quest'ultimo è stato arrestato in flagranza di reato e ora a disposizione del pubblico ministero. Ulteriori indagini, come si dice in questi casi, in corso. Cambiamo argomento, ma rimaniamo nel capoluogo regionale per dire che per il secondo anno, per soddisfare in particolare le necessità dei diportisti, fino al prossimo 12 dicembre operativo presso Marina di Porto Piccolo a Sistiana un posto di polizia di frontiera marittima. L'utenza potrà rivolgersi agli operatori dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Per necessità e altre informazioni si potrà telefonare allo 040 29 07 147 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Duino Aurisina. In servizio in quel tratto di mare anche le moto d'acqua della Polizia di Stato per integrare il dispositivo di sicurezza e di controllo del territorio nel comune di Duino Aurisina, attuato istituzionalmente dagli equipaggi automontanti e dal personale in bicicletta in forza a quel commissariato. Cambiamo argomento, ci trasferiamo adesso a Monfalcone, parliamo di cultura. Un grande evento musicale per Monfalcone che ospiterà il concerto del Friuli Venezia Giulia Orchestra, Omaggio a Morricone, diretto da Andrea Gasperin, soprano Elena Memoli, al Teatro Comunale di Monfalcone venerdì 18 giugno alle 20:15. Il Comune di Monfalcone, socio fondatore e sostenitore della FVG Orchestra, ha colto l'opportunità di poter offrire il concerto alla comunità, che sarà quindi a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro Comunale. C'è tempo fino a giovedì dalle 17 alle 19, il telefono è 0481 494664. E siamo in tema
culturale, e poi chiudiamo questa pagina informativa per dire che domani alle 11 sulla piattaforma Zoom, conferenza stampa di presentazione della 12ª stagione di Casaupa Dissonanze, la rassegna musicale sperimentale firmata da Casaupa, associazione ricreativa e culturale italiana di Udine, organizzata nell'ambito dell'ampio programma estivo di Social Garden, incontri sull'ambiente, presentazione di libri e tanto altro, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e dal Comune di Udine, che l'ha inserito fra le proposte di Udine Estate 2021. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, vi diamo appuntamento come sempre nel corso della giornata per altre news, chiaramente aggiornamenti flash sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.